Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Si svolgeranno la prossima settimana i funerali di Giulia Cecchettin a Padova. Sarà il Papagino a decidere il giorno in cui saranno celebrate le esequie. Intanto Filippo Turetta è nel carcere di Verona, dove avrebbe dovuto incontrare i genitori, ma l'incontro è saltato perché i genitori non sono ancora psicologicamente pronti. Ma andiamo subito a Padova in diretta da Chiara Gaiani in Prato della Valle. A te, Chiara. Direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, ci troviamo in Prato della Valle in questa giornata molto piovosa. Sarà nella Basilica di Santa Giustina che forse il collega Andrea Benetti riesce a farvi vedere in questo momento, che si terranno i funerali di Giulia Cecchettin la prossima settimana probabilmente, ma come hai detto tu, a decidere la data dei funerali sarà la famiglia della sfortunata studentessa uccisa a soli 22 anni. Nel frattempo domani sarà un giorno molto importante perché domani mattina nell'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università dell'Ospedale di Padova si terrà l'autopsia. A eseguirla sarà Antonio Cirnelli, proprio in queste ore la famiglia di Giulia e anche la Procura di Venezia hanno nominato i periti incaricati di assistere all'esame. Per la famiglia di Giulia, Stefano Del Rico, direttore della medicina legale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina, che tra l'altro di recente si è occupato del caso della morte di Liliana Resinovic. Invece per la Procura di Padova Guido Viel del Dipartimento di Anatomia Patologica, per la Procura di Venezia Guido Viel appunto del Dipartimento di Anatomia Patologica dell'Università di Padova. Nel frattempo ovviamente si stanno mettendo a punto i dettagli di sicurezza e di ordine pubblico per quanto riguarda le esequie di Giulia. Ieri c'è stato un primo vertice in prefettura coordinato dal prefetto di Padova. Nella giornata di sabato, quella in cui più volte è stato annunciato che sarebbe dovuto tenersi il funerale, ci sarà un nuovo sopralluogo qui da parte di chi è stato incaricato dal Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico proprio di presiedere a tutte queste operazioni, ovvero il questore di Padova Marco Odorisio. Perché Prato della Valle? Intanto per la grandezza della piazza probabilmente sarà posizionato un maxi schermo, e perché poi Santa Giustina? Perché è una delle chiese più grandi al mondo, pensate, e ovviamente prevista che, data quanto ha toccato tutti noi questa terribile vicenda, saranno tante le persone che vorranno essere presenti qui proprio per testimoniare vicinanza, affetto alla famiglia di Giulia Cecchettin, al Papagino, alla sorella e anche al fratello di Giulia. Dicevi che appunto Filippo è in carcere a Verona. Ieri doveva essere l'incontro autorizzato dalla Procura di Venezia con i genitori, incontro che non c'è stato. Anche i genitori hanno bisogno di un sostegno psicologico. Nel frattempo a Filippo, che comunque resta in carcere in una condizione di sorveglianza, viene garantita un'assistenza di carattere psicologico, ma anche per esempio la fornitura di libri di testo. Lui ha chiesto di leggere. Sappiamo che durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso le sue colpe. Filippo non riesce neppure a ricordare in questo momento, Filippo Turetta, gli attimi vissuti, quei terribili attimi vissuti. L'indagine nel frattempo, e con questo chiudo, va avanti perché alla procura stanno arrivando altri messaggi che sarebbero stati inviati da Filippo a Giulia, in cui proprio lui diceva: Giulia, non devi stare con le amiche, devi stare con me. Chiara, grazie. Intanto chiedo alla regia, dovremmo avere anche delle immagini di copertura, se è possibile. Volevo chiederti se ci sono indiscrezioni, congetture sulla questione sulla data del funerale, cioè deciderà il Papagino. Sai più o meno se sarà inizio settimana, metà settimana, fine settimana? Diciamo che alcuni parlavano di lunedì, probabilmente il 4. Sicuramente era stata esclusa la data di domenica. Tra l'altro ai funerali potrebbe partecipare, anche questa è un'indiscrezione, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
è stata sicuramente esclusa la data di domenica perché la Chiesa Cattolica con domenica inizia il periodo dell'Avvento. Mi pare insomma un po' difficile che si arrivi dopo l'autopsia a venerdì 8 dicembre, diciamo che lunedì o martedì potrebbero davvero essere i giorni più probabili. Ovviamente è tutta una macchina molto complessa da gestire, certo la volontà della famiglia, dall'altra parte ovviamente deve essere garantita la sicurezza delle persone che verranno e si deve anche capire chi arriverà a Padova, chi sarà a Padova presente per salutare Giulia Cecchettin, che poi riceverà un saluto privato anche nella chiesa di Saonara che appunto con la famiglia frequentava. Un altro fattore di cui si sta parlando molto e che peserà molto nell'indagine è quella dello stalking da parte di Filippo Turetta. Insomma, sembra che questa povera ragazza sia stata bersagliata di minacce, di richieste di non incontrare, come dicevi prima, le sue amiche. Abbiamo sentito un audio drammatico in cui diceva: non so come fare a liberarmene, ma non voglio che si faccia del male, perché minacciava di suicidarsi. È stato un calvario per questa 22enne fino alla fine. Sicuramente quello che dicevi tu, pensate che alcuni insomma audio che sono ovviamente nelle mani della procura risalgono a più di un mese prima dell'11 novembre, la data in cui la povera Giulia è morta. Sicuramente andava avanti da molto, anche perché si erano lasciati già una prima volta, poi erano tornati insomma a essere insieme, poi da agosto Giulia aveva deciso di mettere una parola fine a questa relazione e da quel momento probabilmente è iniziata anche la fase più drammatica per Giulia, e anche chissà che cosa è scattato appunto all'interno della testa di Filippo Turetta. Tra l'altro ovviamente domani all'autopsia Giovanni Caruso, che da circa una settimana insomma assiste Filippo Turetta dal giorno del suo rientro in Italia sabato scorso. Ovviamente non sappiamo ancora chi sono, ma saranno presenti anche i periti di parte nominati appunto dal collegio difensivo di Filippo Turetta. Un'ultima cosa, Chiara, abbiamo stato un titolo del Gazzettino da cui risulta che ci sarebbe la rabbia dei detenuti del carcere di Verona, che vedono che subito appena arrivato in cella il ragazzo avrebbe potuto vedere i genitori, che gli sono stati dati dei libri, insomma si ritengono in qualche modo discriminati. Allora, noi abbiamo cercato appunto di verificare questa cosa, cercando di metterci in contatto con i sindacati della polizia penitenziaria, con cui per ora non siamo ancora riusciti a parlare. Ho parlato invece con Ornella Favero, che rappresenta un'associazione che si occupa di detenuti, e cioè Ristretti Orizzonti. Ornella Favero è padovana, mi ha dato anche un contatto per una fraternità nel carcere di Verona. Lei mi ha detto è assurdo parlare di privilegi in questo momento all'interno del sistema carcerario. Si sta cercando proprio di preservare la vita di Filippo Turetta, perché Filippo Turetta e anche le cose che sono accadute nella sua settimana di fuga in Germania fanno comprendere come la situazione psicologica del 21enne, perché Filippo Turetta compirà 22 anni a dicembre, sia ancora molto molto fragile. Quindi diciamo che fargli avere dei libri ed era stata la procura ad autorizzare la visita dei genitori, che poi non c'è stata, stanno cercando proprio di rispondere a questa domanda di sicurezza per la sua vita. Cercheremo però di approfondire questo argomento e di darvi maggiori informazioni su questo, maggiori ragguagli nelle edizioni di questa sera. Grazie molte Chiara, grazie, buon lavoro. Intanto andiamo subito a Martellago, perché è scomparso da 3 giorni ormai un uomo, Luca Alivieri. Non c'è ancora nessuna notizia. A te la linea, Ilaria Marchiori da Martellago. I nostri telespettatori, è proprio così, da lunedì pomeriggio non ci sono più notizie della 43enne Luca Alivieri, dipendente della Pometon. Si sta cercando. Ci sono stati vari appelli della moglie Elisa, ma ancora nulla. Gli ha detto, convinta che possa in qualche modo sentire il suo messaggio: prego, torna
risolviamo tutto. Quando è uscito di casa lunedì mattina per andare al lavoro si sarebbe incontrato con un collega agli impianti sportivi di Maerne intorno alle 10, poi doveva prendere servizio in azienda nel primo pomeriggio, ma lì non è mai arrivato. Quando è uscito di casa indossava una tuta dell'Adidas nera, un piumino blu elettrico con un interno arancione, un cappuccio mimetico, scarpe da ginnastica. Livieri, lo ricordiamo, è alto 1,90 m. Negli ultimi 2 mesi, secondo quanto è stato riportato dalla moglie Elisa, erano stati prelevati dal conto circa 7.000 euro e la domenica sera, dunque il giorno prima di sparire, Livieri aveva detto alla figlia non ce la faccio più, dopodiché dal giorno seguente appunto la scomparsa. Lo si sta in qualche modo cercando, gli appelli della moglie, qui anche il sindaco appunto Andrea Saccarola che conosce Livieri. Sì, buongiorno direttore. Sono ore di apprensione per Martellago perché appunto Luca manca da lunedì e tutta la comunità lo sta aspettando a braccia aperte. A me fa strano perché lo conosco anche abbastanza bene, abbiamo la figlia quasi coetanea, ci vedevamo a scuola per portarla quando la portavamo e mi fa molto strano perché era una persona veramente solare, una persona che con la figlia era un stupendo papà e sparire così dal nulla ci preoccupa tutti quanti. Ecco, molto legato alla figlia, mi raccontava prima, insomma, molti episodi, la porta a concerti, cioè anche proprio un legame speciale tra loro due. Ho avuto l'occasione di vederlo in 2 concerti, una a Padova e una a Bologna, quando gli ha preso il dalmata come cagnolino, quando andava a scuola con la maglia del Milan, che sono dei milanisti, di quelli proprio accaniti, ci prendevamo in giro perché io sono juventino. E ripeto, mi fa strano perché Luca è sempre stata una persona tranquilla, una persona che comunque si vede per il paese, sempre con la famiglia, e questa sparizione fa pensare. Sono state attivate delle ricerche? Allora, attualmente io non ne sono a conoscenza, perché comunque non ho ricevuto chiamate dal prefetto. So che comunque c'è qualche ente sicuramente che sta cercando Luca in più zone, però attualmente anche la protezione civile di Martellago non è stata attivata. Ecco, tra l'altro ricordiamo che tra lunedì e martedì sarebbe anche stato visto appunto nella zona di Maerne, in alcuni punti di Mestre, forse anche a Chioggia, e quindi in qualche modo qualche segnalazione della sua presenza c'è. La moglie Elisa punta proprio su questo, chiunque lo vedesse, insomma tenete gli occhi aperti, avvisateci. Certo, noi qui a Martellago abbiamo 120 telecamere di videosorveglianza, quindi veramente non può sparire una persona. Nei comuni limitrofi lo stesso ce ne sono tante. L'appello che faccio anch'io è che Luca possa tornare il prima possibile per la famiglia, per la comunità, ma soprattutto per sua figlia. Ecco, quello che ci auguriamo tutti, perché siamo tra l'altro reduci da quello che è accaduto alla famiglia Cecchettin. Quindi la speranza è che almeno in questo caso Luca Livieri possa ritornare a casa sano e salvo. Ringrazio il sindaco di Martellago Andrea Saccarola, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e al sindaco di Martellago. Vediamo una notizia, una svolta clamorosa ci sarebbe nel giallo della morte dell'agente penitenziaria Sissi, che venne trovata uccisa da un colpo di pistola in un ascensore dell'ospedale civile. L'ex comandante della polizia penitenziaria ha dichiarato: una detenuta mi riferì che Sissi fu assassinata. I veleni del carcere femminile della Giudecca, tra racconti e ricostruzioni, deposizione dell'ex comandante della penitenziaria, ascoltati altri agenti. Addirittura nel testo si parla di un'uccisione su delega del direttore del penitenziario per 2 motivi: per illeciti amministrativi perpetrati dalla direzione per ammanchi in carcere. Questa è, diciamo, la dichiarazione della testimone. Vedremo gli sviluppi di questa inchiesta, che adesso ovviamente riprenderà slancio. Vediamo a proposito sempre di violenza, un giovane è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale su una ragazza di 16 anni che lo ha denunciato assieme ad altri 3 coetanei che hanno assistito alla scena senza intervenire. Sono a loro volta imputati di omissione di soccorso. L'episodio è avvenuto in provincia di Verona
e la sedicenne venne anche stordita con un taser dall'aggressore. La vicenda risale alla vigilia del Natale dello scorso anno. La sostituto procuratore di Verona ha raccolto la testimonianza di un'amica della sedicenne presente alla scena, ma minacciata e picchiata dall'uomo. Quest'ultimo, ex fidanzato della vittima, durante tutto il 2022 l'avrebbe perseguitata con telefonate, messaggi, sostenendo di volersi suicidare e minacciando di farle del male. La violenza si sarebbe consumata all'interno di un'automobile. La ragazza e l'amica furono medicate al pronto soccorso. Un'altra aggressione con minacce sarebbe poi avvenuto il 3 giugno scorso. Quindi questi sono anche fatti che adesso emergono, affiorano anche nelle telefonate ai centri antiviolenza da parte di genitori preoccupati per la sorte delle loro ragazze che sono fidanzate con ragazzi instabili e che ricorrono anche a pesanti minacce pur di gestire queste persone che alla fine per loro sono degli oggetti. Ci sono indagini in corso a tutto campo da parte dei carabinieri di Conegliano per l'aggressione ad una giovane mamma bengalese vittima di un tentato femminicidio. Un individuo l'avrebbe aspettata sull'uscio di casa con un sacchetto e avrebbe tentato di strangolarla. Per ora è un vero e proprio giallo. Allora, è successo lunedì mattina alle 7:30. Probabilmente la signora è andata a portare il figlio a scuola. Quando nel momento in cui è tornata, ha aperto la porta, si è trovato questo ragazzo, 25 anni, ha detto circa, e che le ha tirato un colpo in testa e ha provato a strangolarla con la borsa. E lei è riuscita a scappare in qualche modo, urlando, un po' sconvolto, un po' tutto, è scesa giù, finché non abbiamo soccorsa noi, cioè io e mia madre, la vicina qua. Potrebbe essere un tentato femminicidio. L'aggressione alla giovane mamma bengalese è avvenuto in questo condominio di via Aldo Moro a Codognè. Un tentativo sventato grazie alla prontezza della vittima, ma anche alla reazione immediata dei vicini che non hanno esitato ad aprire le porte per capire cosa stava succedendo. Testimone il giovane Anas Hadraoui, tra i primi a soccorrere la giovane mamma. Tu sei arrivato subito perché hai sentito le urla? Io ero a letto, ho sentito le urla, mi ho svegliato, mi sono alzato e ho visto la signora sconvolta. Tutto in pochi minuti su questa porta, mentre sul pianerottolo sottostante la donna, dopo aver urlato, si è accasciata a terra. La donna si è messa qua a terra finché non è arrivata l'ambulanza. Sicuro. E qui invece c'è più su, c'è stata l'aggressione? Sì, praticamente qua abita la signora. Da qua è entrato. Ma è proprio entrato oppure l'ha preso? È entrato dentro, sì. È entrato dentro? Dentro. Adesso noi non sappiamo se è uscito dal tetto, dato in un modo di scappare, perché altrimenti noi l'avremmo visto scendere. Invece nulla. L'aggressore dunque sarebbe saltato dal terrazzo sui tetti vicini per far perdere poi le proprie tracce, mentre sul posto un'ambulanza soccorreva la giovane donna. Ma aveva sangue? Aveva... No, aveva solo un piccolo ematoma sulla testa. Poi per il resto sì, non aveva niente di che. La signora sì, dovrebbe essere tornata a casa, che c'ha il marito qua, e basta, sì. È la prima volta che vi capita? La prima volta che succede una cosa simile. Poi comunque è un posto tranquillo, qua in centro non è mai successa una roba simile, infatti un po' tutti mi hanno detto che sì, è una cosa che non è mai successa. Ora i carabinieri stanno indagando su diverse ipotesi legate all'aggressione, dal furto in casa finito male alla tentata rapina fino al tentato femminicidio, considerando che il 25enne avrebbe cercato di strangolare la vittima con una borsetta di plastica. Servizio di Lucio Zanato, oggi in regia Renato Cappoia e Andrea Basso con Nadia Brazzo. Vediamo adesso, sempre per la cronaca nera, l'indagine su un neurochirurgo per la morte di una donna di 42 anni di Piazzola sul Brenta, che è morta dopo una seduta di ozonoterapia a Padova. Sentiamo Chiara Gaiani. Omicidio colposo. Con questa accusa la Procura di Padova ha indagato un neurochirurgo di 72 anni residente in provincia di Rovigo. Un'indagine nata dopo la morte di una donna di 42 anni di Piazzola sul Brenta, avvenuta lo scorso 15 novembre in ospedale a Padova. 5 giorni prima del decesso la donna si era sottoposta presso uno studio privato a una seduta di ozonoterapia per il trattamento di un'ernia del disco. Durante la seduta la donna si era sentita male
ed era stata trasportata in ospedale dove un attacco aveva svelato la presenza di aria nel cervello. Nonostante le cure, la donna era morta dopo 5 giorni di terapia intensiva. A confermare il sospetto dei sanitari che l'hanno avuta in cura, che a causare il decesso potrebbe essere stata la seduta di ozonoterapia, è arrivata l'autopsia eseguita martedì. Le indagini adesso proseguono con l'acquisizione della cartella clinica. Nel frattempo è stato firmato il nulla osta per la celebrazione dei funerali. Era fissato con i profumi evidentemente un tunisino di 35 anni che ha messo a segno dei vari colpi nelle profumerie del centro storico di Padova. Uno non è andato, uno non gli è riuscito, alla fine è stato bloccato e denunciato e poi espulso dalla Polizia di Stato. 12 confezioni di profumo per un valore di circa 2.000 euro da un negozio, altri 3 colpi fotocopia a distanza di 2 giorni l'uno dall'altro, con il furto sistematico di 3 confezioni di profumo seguite dalla fuga. Al quinto tentativo il ladro seriale è stato però intercettato da un poliziotto libero dal servizio che, attirato dalle grida di una commessa, lo aveva visto fuggire non prima di aver abbandonato le sue 3 confezioni di profumo. A quel punto nelle mani degli agenti c'era un identikit che ha permesso a una pattuglia di poliziotti di quartiere di riconoscerlo in via Tommaseo. Fermato e identificato, si è scoperto che il ladro, un cittadino tunisino di 35 anni, era irregolare in Italia. Dopo la denuncia, per il tunisino è scattata l'espulsione. Per la serie salgo sull'autobus senza biglietto e se non mi danno ragione fermo anche l'autobus, lo blocco. È successo a Vicenza, è scattata una denuncia, ci racconta tutto Luisa Bertini. Rintracciato da un equipaggio della squadra volanti a Campomarzo, uno straniero originario della Guinea che nel corso della mattinata si era reso responsabile di un'aggressione agli addetti della sicurezza di un negozio di Piazza Castello. Era stato scoperto mentre si intrufolava nell'area riservata al carico-scarico della merce e dopo avergli intimato di andarsene, l'uomo aveva reagito con spinte, strattoni, offese e minacce verbali per poi darsi alla fuga. Grazie alla descrizione raccolta dagli agenti della questura, l'uomo è stato rintracciato e denunciato per il reato di violazione di domicilio e minacce, dopo essere stato riconosciuto dagli addetti del negozio. Risultando irregolare, il questore ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione con ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Le truffe online, sono state denunciate 5 persone, sottratti migliaia di euro con la tecnica della ricarica tra Piovene Rocchette e Valli del Pasubio. I carabinieri delle stazioni di Piovene Rocchette e Valli del Pasubio, in 2 distinte attività investigative, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone ritenute responsabili di truffe con la tecnica della ricarica presso gli sportelli ATM. In particolare, i carabinieri della stazione di Piovene hanno denunciato per truffa in concorso 4 persone residenti nella provincia di Roma. La vittima della truffa aveva denunciato che, dopo aver inserito su un sito di e-commerce un annuncio di vendita, era stata contattata telefonicamente da un giovane che si diceva interessato all'acquisto e invitava il venditore a recarsi ad uno sportello ATM per eseguire una ricarica. La vittima di turno, dopo aver raggiunto lo sportello automatico e rimanendo al telefono con il presunto acquirente, nonché truffatore, era stata quindi raggirata e aveva eseguito 31 ricariche, trasferendo su diverse carte un importo complessivo di oltre 7.000 euro. Stesso copione a Valli del Pasubio, in cui la vittima del raggiro ha eseguito una ricarica della somma di 720 euro, denunciata una donna. In questi 2 casi, spiegano i carabinieri, la tecnica utilizzata per la truffa è indurre con l'inganno il venditore a recarsi presso uno sportello bancomat, facendogli credere che riceverà il pagamento della somma pattuita direttamente sul conto corrente. Al contrario, la vittima del raggiro, seguendo le istruzioni fornite al telefono dal presunto acquirente, eseguirà invece una ricarica a favore del truffatore. Pertanto si rinnova l'invito a diffidare di proposte di acquisto frettolose e consultare i consigli nel sito dell'Arma. Esatto, saggi consigli da parte di Luisa
Bertini, andiamo avanti con la cronaca nera. 3 orologi Rolex contraffatti sono stati sequestrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dalla Guardia di Finanza durante un controllo effettuato all'aeroporto Canova di Treviso. Gli orologi, uno da uomo e 2 da donna, con tanto di custodia e certificati di garanzia, anch'essi falsi, sono stati scoperti nel bagagliaio di un cittadino slovacco di rientro da una breve vacanza in Albania. L'uomo in un mercato rionale di Tirana per regalarli ad alcuni suoi parenti, oltre a sequestrare gli articoli, i doganieri e i finanzieri lo hanno multato per 7.000 euro per incauto acquisto. C'è anche l'incauto acquisto, ma soprattutto questi orologi veri o contraffatti vengono venduti a delle cifre astronomiche. Un Rolex, un vecchio Rolex Oyster che non so, che abbia 40 anni vale oggi sui 4.000 euro, per cui quelli che girano con Rolex devono fare attenzione. Momenti di paura in tangenziale a Padova in tarda mattinata a causa dell'inseguimento ad alta velocità di un'auto da parte dei carabinieri. Feriti in modo leggero gli occupanti delle auto coinvolte e anche 2 militari. Un'auto sospetta in località Vigonza. È questa la segnalazione arrivata alla centrale operativa dei carabinieri in tarda mattinata. Pochi minuti e una pattuglia della sezione radiomobile di Padova ha intercettato il veicolo, una Lancia Delta, all'imbocco di Corso 13 giugno e si è messa all'inseguimento in direzione di Padova Ovest. 2 gli incidenti che però si sono susseguiti, il primo all'altezza di Ponte Vigo d'Arzere, dove 2 ignari e spaventati automobilisti si sono tamponati senza gravi conseguenze. Nel secondo resta coinvolta anche l'auto dei carabinieri che non riesce ad evitare un'auto in transito dopo l'ennesima manovra azzardata da parte del veicolo in fuga all'altezza della biforcazione per Limena. Danni alle auto ma nessun ferito. Il traffico lungo la tangenziale è andato in tilt. I rilievi degli incidenti sono stati affidati alla polizia locale. Sono tuttora in corso le ricerche dei fuggitivi. Oggi i dati dell'occupazione, con dati che registrano un grande aumento di occupati, ne parleremo stasera a Focus col segretario della CGIA di Mestre, Renato Masone, ma intanto non hanno problemi di occupazione i ladri che continuano a colpire indisturbati. C'è anche una nuova tecnica per coloro che sottraggono pezzi di ricambio delle auto. Per agire indisturbati spengono i lampioni dei quartieri e quindi brancolano nel buio, a volte purtroppo le forze dell'ordine, perché questi poi messi a segno i colpi scompaiono letteralmente. Vediamo. Il motore, gli sportelli, i cerchioni delle ruote, ma anche le centraline elettroniche e il cambio. In pratica i ladri hanno smontato pezzo dopo pezzo un SUV, un Audi Q5 e l'hanno fatto dopo aver spento una decina di lampioni, disattivando i quadri elettrici di un intero rione di Vigonza in un nuovo quartiere residenziale. Una tecnica già utilizzata nelle ultime settimane in altre zone, non solo a Vigonza, per agire senza essere visti, e infatti nessuno dei residenti si è accorto di cosa stava accadendo. In silenzio e al buio i ladri, evidentemente dei meccanici professionisti, hanno smontato l'auto, sicuramente per rivendere poi le componenti come ricambi sul mercato nero. Episodi gravi che allarmano i residenti. Nelle ultime settimane era già accaduto ancora a Vigonza, ma anche ad Abano Terme. Per il momento sono sempre auto simili a essere prese di mira. In un caso sono state rubate anche le ruote complete, una vera beffa per i proprietari. E rivediamo come in un film la rapina che ha subito una signora, un'anziana in pieno centro a Padova, 94 anni, aggredita in ascensore, però è stata così brava nel descrivere il rapinatore che è stato subito arrestato. Vediamo.
Rapinata nell'ascensore di casa dopo essere stata seguita, un'anziana padovana è riuscita però a descrivere in maniera lucida e precisa il rapinatore che l'ha derubata, consentendo alla polizia di individuarlo in pochi giorni. La 94enne è stata aggredita all'interno dell'ascensore del suo condominio da un uomo che poco prima l'aveva preceduta in strada e poi aveva finto di suonare un campanello del suo palazzo. Quando la donna ha aperto il portone, il malvivente l'ha prontamente seguita e una volta in ascensore l'ha strattonata violentemente per derubarla della borsa con il portafoglio. Nonostante lo shock e la paura, la 94enne ha allertato la polizia e ha descritto il suo aggressore con molti particolari, indicando con precisione anche tutti gli indumenti da lui indossati, tra cui un berretto a coppola marrone. Grazie alle telecamere della zona, i poliziotti hanno ricostruito il tragitto fatto dall'anziana durante la passeggiata. Un poliziotto di quartiere, libero da servizio, qualche giorno dopo ha individuato in via Trieste proprio il malvivente, riconosciuto grazie al berretto marrone. Il ladro è un 51enne romeno che è stato denunciato per rapina. L'uomo aveva già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'ufficio immigrazione della questura ha così avviato le pratiche per l'allontanamento del 51enne dal territorio nazionale. Situazione preoccupante a Venezia, che fino a qualche tempo fa si era un po' sottratta alla delinquenza, alla malavita. C'è stato un omicidio, un immigrato clandestino l'altro giorno è stato ucciso con un colpo di fucile da un trasportatore veneziano. Sentiamo cosa dice del problema sicurezza il consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello. Quanto è sicura Venezia? L'omicidio di San Geremia è evidentemente un fatto troppo grave per fare testo, ma è pur vero che risse, accoltellamenti, borseggi anche violenti, spaccio, che oramai avviene a cielo aperto, aprano ad un dibattito più ampio. Secondo il consigliere regionale Jonathan Montanariello, lo spopolamento è una concausa dei problemi attuali. Lo si vede bene quando è bassa stagione, come adesso, e Venezia si svuota, assumendo la malinconia della località balneare d'inverno, con alberghi chiusi e affittanze turistiche vuote. La città rimane semideserta, in balia di se stessa e a volte poco sicura. La turistificazione di Venezia alla fine ha portato altro allo smantellamento di quello che è un sistema sociale e di relazioni che c'era all'interno della città. Ormai a Venezia o si vive all'interno di quelle che sono le case ERP, le case ATER, e quindi una serie di situazioni legate ad alcune fragilità di reddito che gli permettono l'accesso, ma tutta quella che era quella classe media che animava, viveva, commerciava e popolava la città è venuta a mancare. Il flusso continuo, che di giorno attraversa un'arteria affollata come Lista di Spagna e San Geremia, ad esempio, non deve trarre in inganno. Qui in realtà oramai vivono in pochissimi. Ecco la zona vista dall'alto, dal portale del comune. I puntini viola sono alberghi, giallo affittanze turistiche, rosso struttura extraalberghiere. La mappa interattiva dell'Osservatorio per la Casa Ocio, basata sempre su dati ufficiali, dice anche quanti abitanti e quanti posti letto turistici si contano in ogni isolato, e i residenti sono oramai una razza in via di estinzione. Questo alla fine si traduce in un tessuto sociale poco popoloso, poco animato, relazioni che mancano all'interno di calli e campielli, bambini che smettono di giocare nei campi, relazioni che smettono di consumarsi nella città, e quindi questo è un termometro di quello che sta diventando la città per le politiche sfrenate che ci sono in nome del turismo, in nome del guadagno, in nome dell'economia drogata attraverso la quale si sta spingendo questa città, con un completo non controllo politico e quindi con una completa assenza della gestione politica. Vediamo la prima pagina della Tribuna di Treviso, l'inchiesta sulle criptovalute, 80 indagati, l'inchiesta NFT, le tracce dei soldi portano in Lituania. Si amplia ancora il fascicolo con le perquisizioni di martedì scorso, è stato contestato l'abusivismo finanziario agli intermediari e tantissime persone che si sono ritrovate sul lastrico perché hanno investito nella NFT e hanno perso tutti i risparmi. Hanno tra i 12 e i 14 anni i componenti di una gang, di una baby gang, che negli ultimi giorni ha seminato il panico a Treviso tra Santa Bona e San Liberale. Ai genitori corsi di educazione civica, ma prima devono pagare i danni fino all'ultimo centesimo, ha detto il sindaco di Treviso e il presidente dell'ANCI, Mario Conte.
cominceremo un percorso educativo per i genitori e per i figli. È evidente che nella loro famiglia c'è qualche vuoto valoriale. Questo vuoto valoriale, se non vogliamo che episodi come quello dell'altro giorno si ripetano, deve essere compensato attraverso dei percorsi di educazione civica che sono disponibili a fare anche in prima persona se dovesse servire. Il sindaco Conte è intenzionato a convocare le famiglie dei ragazzini tra i 12 e i 14 anni responsabili di aver seminato il panico tra San Liberale e Santa Bona, sfondando le pensiline degli autobus, infastidendo i passanti, minacciando i residenti. La volontà del primo cittadino è quella di coinvolgere genitori e ragazzi in corsi di educazione civica che si dice pronto ad organizzare lui stesso. Devono capire, aggiunge, che i gesti dei loro figli hanno conseguenze per i ragazzi, ma anche per le famiglie. Chiamerò alle loro responsabilità i genitori, perché a 12 anni e 14 anni tu devi sapere cosa sta facendo tuo figlio e soprattutto devi pagare se tuo figlio commette dei reati. Bisogna pagare i danni fatti e soprattutto bisogna tutelare anche l'immagine di una città, ma non tanto perché vogliamo far vedere che siamo una città bella e sicura, ma perché in quel quartiere ci sono dei residenti, ci sono dei commercianti, c'è uno studio di medici che vuole continuare a lavorare, a servire la comunità. In pochi giorni i componenti della Baby Gang, una quindicina di giovanissimi, sono stati identificati. Grazie all'installazione delle telecamere siamo riusciti a risalire ai responsabili. Grazie alla presenza delle forze dell'ordine siamo riusciti anche a individuarli nel giro di poche ore. Questi episodi minano la percezione di sicurezza in quel quartiere e quindi danneggiano l'immagine di un quartiere, di una città, cosa che io non voglio in alcun modo accettare. Nuvole sull'orizzonte di tante imprese, qui parliamo della Electrolux di Susegana e di Porcia, i sindacati riuniti a Quarto d'Altino perché pare siano possibili dei tagli al personale. Sentiamo Edi Kaliman. Direttore, buongiorno, siamo in diretta, siamo davanti alla porta dove è in corso il convegno tra la direzione dell'Electrolux, il sindacato e l'RSU, tanti temi sul tavolo, un ordine del giorno che dicono da far tremare i polsi. Avevamo con noi fino a pochissimo tempo fa Agustin Breda, RSU dell'Electrolux di Susegana, uno stabilimento noto alle cronache per le insorgenze degli operai. Come hai detto bene, direttore, si prospetta un taglio del personale, 3.000 gli esuberi in tutta Europa. Vediamo, noi siamo qui, aspetteremo la fine del convegno per capire quali saranno le decisioni prese e quale sia questo ordine del giorno. Ovviamente i timori sono quelli di un taglio del personale, sono un personale impiegatizio, non strettamente operaio. Noi, direttore, in caso riuscissimo a recuperare l'RSU Agustin Breda, ti richiederemo la linea. 6 domande, innanzitutto sono qui. Ecco, tagli che sono stati annunciati dall'azienda, si sa perlomeno quanti dovrebbero essere gli esuberi e poi vediamo di ritrovare Bruno Agustin Breda, che tra l'altro era qua ieri sera, era in questo studio a Focus. Di quanti lavoratori si parla? È stato quantificato? Si parla di circa 3.000 esuberi, ovviamente in tutta Europa. Sappiamo che l'azienda in Europa sta calando la produzione e anche a Susegana su le prospettive del 2024 di più di 700.000 frigoriferi, se ne prospettano ben 600.000, quindi una produzione che risulta tagliata di netto. Ovviamente il punto della situazione può farcelo molto più chiaramente Agustin Breda, che cerchiamo di recuperare. Ovviamente è stato richiamato all'ordine per esigenze di interventi. Non possiamo accedere alla sala e ovviamente, direttore, appena abbiamo qualche novità e riusciamo a parlare con Agustin Breda, ti richiediamo la linea. Bene, grazie a Edi Kaliman. Ci sono varie agitazioni in molti settori, sempre anche per protestare contro la manovra del governo Meloni. Vediamo, ieri sono scesi in piazza a Treviso gli infermieri. Vediamo. Giù le mani dalle pensioni e quindi alla volontà di questo governo di tagliare le pensioni dei professionisti sanitari.
che sono sempre più in fuga da questo sistema sanitario che non li valorizza. Nursing Up, sindacato degli infermieri e dei professionisti sanitari in presidio a Piazza dei Signori per chiedere al prefetto di Treviso e agli esponenti del governo un intervento deciso contro la legge finanziaria che prevede un riconteggio a ribasso delle pensioni per gli infermieri assunti prima del 1996. Togliere questa rimodulazione delle pensioni sui professionisti sanitari, nonché anche le professioni non mediche. E l'altro punto riguarda quello di aumentare il finanziamento della spesa pubblica per la sanità, perché le assunzioni devono essere fatte in un modo continuo. Carenza di personale e di ricambio generazionale. Nel 2024 saranno circa 14.000 gli infermieri che andranno in pensione, posti che non potranno essere riempiti nemmeno assumendo tutti i neolaureati in infermieristica, ad oggi circa 10.000. Lo Stato sta rispondendo assumendo in stranieri, mentre nostre professionalità formate con eccellenza e qualità vengono allettate dall'estero, quindi vanno all'estero perché vengono offerti stipendi d'oro, tanti benefit che invece qui non abbiamo, e a volte anche lo stipendio è uno stipendio da fame. Vediamo sempre sul lavoro un titolo del Fatto Quotidiano: mai visto €1, così Giorgia Meloni molla gli occupabili, dice il Fatto, il nuovo database non funziona, i centri per l'impiego non pagano, 120.000 senza risposte e senza reddito. Abbiamo parlato ieri sera proprio del muro contro muro tra maggioranza e opposizione sulla manovra, sul lavoro, sull'economia. Poi magari vedremo un brano, alcuni interventi di ieri sera nel nostro talk. Intanto sono stati condannati 4 imputati accusati di intermediazione illecita e utilizzo illegale di lavoratori. Costringevano questi uomini a lavorare nelle vigne per 12 ore anche sabato e domenica senza alcuna misura di sicurezza. Sentiamo Daniela Sizzia. Oltre 15 anni di carcere complessivi per i 4 imputati accusati di sfruttare i lavoratori costringendoli a turni massacranti anche 12 ore al giorno nei campi, senza alcuna misura di sicurezza e con paghe irrisorie. Knurran Dil, 32enne pakistano, è stato condannato a 5 anni per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, mentre il connazionale 31enne Junaid Arshad, la spagnola 32enne Soraya Casomurrio e Monica Corrò, 50enne trevigiana, sconteranno 3 anni e 4 mesi. La sentenza di primo grado prevede inoltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Dil, considerato il capo dell'organizzazione, mentre gli altri 3 imputati sono stati interdetti per la durata della condanna. Tutti invece sono stati interdetti a vita dagli uffici di assistenza o sostegno nei confronti delle persone deboli. Le indagini dei Carabinieri di Treviso e Roncade, del Nucleo Ispettivo del Lavoro e del Gruppo dei Carabinieri Tutela del Lavoro di Venezia erano scattate nel 2020, quando i militari avevano scoperto un'azienda attiva nel settore agricolo che reclutava cittadini stranieri da impiegare come manodopera per lavorare presso imprese del territorio in regime di sfruttamento. Una decina di lavoratori sfruttati, tra cui irregolari sul territorio nazionale e minorenni, quindi ricattabili, costretti a salire sui furgoni alle prime ore del giorno e a lavorare fino a sera per poi neppure dormire su un letto, ma addirittura per terra, minacciati di non venire pagati il poco concesso. La rivolta dei multati a Cadoneghe per diversi mesi e poi improvvisamente l'annullamento delle 58.000 sanzioni elevate dai Velox a Cadoneghe. È stato pubblicato sul sito del Comune il modulo a disposizione dei cittadini per snellire questo procedimento amministrativo. Dai multati un appello, tra di noi c'è chi non ha più la patente, risolviamo anche il problema dei punti. Sentiamo Andrea Rossi, che è membro del comitato dei multati. Vediamo. Rimane diciamo sul tappeto la tanta sofferenza che molti di noi abbiamo patito. Ricordiamoci che ci sono ancora persone che non hanno la patente, in quanto la decurtazione dei punti è talmente alta per cui hanno perso la patente, la disponibilità della patente e con questo la possibilità di andare al lavoro, per esempio, e quindi adesso ci attendiamo che anche sul fronte
fronte dei punti ci sia un'evoluzione. L'ultimo miglio perché la festa sia completa. Dopo l'annuncio dell'annullamento in autotutela da parte del Comune di Cadoneghe di tutte le 56.000 multe elevate dai Velox lungo la strada 307 del Santo, sulla scorta del parere pro veritate steso dall'avvocato Antonio Greco, il Comune si prepara a gestire migliaia di procedimenti. Come annunciato dal sindaco Marco Schiesaro, sul sito è stato pubblicato il modulo predisposto dagli uffici che i cittadini potranno consegnare di persona in comune, inviare via raccomandata o all'indirizzo PEC verbali307.cadoneghe.pd@legalmail.it. Lo compileranno e flegheranno, metteranno una crocetta nel caso che gli riguarda. Questo non significa che senza questo noi non procediamo, noi procederemo naturalmente d'ufficio, ma è sicuro, è di aiuto naturalmente a tutti i collaboratori, al comandante e agli agenti di polizia locale a poter lavorare in maniera più chiara, ecco, e rapida. L'accertamento pro veritate eseguito da una parte terza, l'avvocato Antonio Greco, non lascia dubbi. L'esito del mio parere è che accendere i dispositivi sia stato un abuso di potere. Conseguentemente, distinguendo per tipologie di sanzioni, prenderà luogo ora l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, che sarà distinto, ripeto, in funzione della diversità delle categorie di sanzioni che sono state elevate. Nel frattempo il Comune si prepara a inviare una relazione alla Corte dei Conti. Sono stati spesi dei denari pubblici che non dovevano essere spesi. Come ho detto, in quelle condizioni il 23 giugno quei dispositivi non si sarebbero dovuti accendere, il che comporta che non sarebbero state elevate le multe, non sarebbero state sostenute le spese di notifica, non ci sarebbero stati dei giudizi che sono tuttora in corso, spese che ovviamente sono a carico della collettività, ma che partono da comportamenti non corretti e da atti illegittimi, quindi ci pare che si possa configurare una fattispecie di danno erariale. Quella del Tribunale della Pedemontana è ormai una vera e propria odissea, perché si è sperato negli ultimi mesi, anzi negli ultimi anni, che si potesse riaprire la cittadella giudiziaria, aprirla, anzi inaugurarla, perché è lì da tempo, è costata 12 milioni di euro, difficoltà burocratiche, ritardi accumulati, e adesso anche il Comune di Vicenza che ha messo i bastoni tra le ruote. Oggi Alex Giuliano è andato a sentire i sindaci dell'Alto Vicentino in rivolta, perché pretendono che il tribunale già pronto possa finalmente essere inaugurato. Cambia la forma ma non la sostanza. Chiamiamola mozione emendata, chiamiamola versione addolcita, le si può dare il nome che più fa comodo, ma quella che è stata approvata dal Consiglio Comunale di Vicenza è e resta una mozione contro il Tribunale della Pedemontana. Alla fine verba volant e scripta manent, perché nero su bianco resta scritto che i consiglieri impegnano l'amministrazione ad esprimere la propria preoccupazione e contrarietà di fronte all'ipotesi di un depotenziamento del Tribunale di Vicenza nel caso in cui dovesse essere costruito il nuovo Tribunale della Pedemontana. E allora, restando in tema di citazioni, alea iacta est, ovvero il dado è tratto e il bassanese parte al contrattacco massiccio con tutti i sindaci uniti e compatti. Quanto accaduto in Consiglio Comunale a Vicenza è veramente molto grave. Si tratta di una pesante ingerenza, dal momento che il Comune di Vicenza e il suo territorio nulla c'entrano con il progetto del Tribunale della Pedemontana. L'atteggiamento che c'è stato da parte dei consiglieri è stato proprio di miopia, perché non si è voluto conoscere fino in fondo questo progetto. Sembra che siano stati messi in scena e portati avanti degli interessi corporativistici di una lobby, anziché guardare in maniera più lungimirante e ampia a un beneficio che l'intera regione avrebbe. Abbiamo un territorio economicamente molto sviluppato che chiede un tribunale efficiente. Questo non va a ledere quello che è il Tribunale di Vicenza, quindi ci stupisce un po' la presa di posizione, anche perché potrebbe essere proprio la soluzione per garantire migliori servizi anche per Vicenza stessa. Quello che hanno fatto i consiglieri, ai quali bisogna veramente dare un primato, è quello di essere riusciti probabilmente
a incrinare in modo, spero non definitivo, quelli che sono i rapporti istituzionali di tutto un territorio. Se si voleva una provincia di Vicenza divisa, questo è l'ottimo modo per riuscirci. È inutile andare in cerca dei supporti dei sindaci delle altre città del Veneto, le grandi città, per progetti sovracomunali, quando in casa si ha una situazione di questo tipo. Cioè, questa è la ricostruzione della vicenda attraverso la sindaca Pavana, altri primi cittadini, il servizio di ieri. Adesso vediamo Alex Giuliano, che stamattina è tornato a sentire coloro che si sentono fortemente danneggiati da questo impasse. Vediamo, sentiamo. Sindaci del Bassanese e non solo, sindaci della Pedemontana compatti, uniti in difesa della riapertura, o meglio dell'apertura del Tribunale della Pedemontana, uno scontro che sta vedendo protagonisti appunto loro e in contrapposizione una parte di Vicenza, una parte della politica vicentina. Partiamo insieme al sindaco di Cartigliano, Germano Racchella, da una considerazione. La provincia così rischia di spaccarsi? Io in 30 anni che sono in politica non mi era mai capitato nulla di simile. Un territorio che va contro un altro territorio perché il governo vuole portare un servizio in più per tutti i cittadini. È una cosa veramente che mi ha amareggiato, anche perché mai come ora dobbiamo fare squadra su varie problematiche. E dunque è stato proprio un qualcosa di inspiegabile. Ecco, va ricordato, e noi lo riproponiamo spesso nei nostri servizi, che proprio ai nostri microfoni il ministro Nordio ha ribadito più volte che l'apertura del Tribunale della Pedemontana non andrebbe a depotenziare il Tribunale di Vicenza, eppure si continua a lottare su questo fronte, si continua a mettersi a vicenda i bastoni tra le ruote. Sindaco, è una campagna che tutti voi, primi cittadini dell'area pedemontana, state portando avanti in maniera molto compatta. Sì, ma anche perché se c'erano eventualmente queste preoccupazioni si poteva fare un documento anche prima di adesso. Siamo arrivati a un punto, come ha detto poc'anzi lei, che il ministro Nordio e il sottosegretario Ostellari ci hanno dato delle certezze. E dunque noi abbiamo la speranza che venga riaperto il Tribunale della Pedemontana. Non capisco il perché questa alzata di scudi contro il Tribunale della Pedemontana. Sì, è pur vero che hanno cambiato e modificato la mozione, però mi è sembrata quasi una presa in giro, un mascherare un qualcosa, perché alla fine il succo del discorso era: non apriamo il Tribunale della Pedemontana, altrimenti ce ne rimette il Tribunale di Vicenza. Le cose, come ribadito più volte dal governo stesso, insomma, non sembrano, non andranno in questa direzione. A questo punto, in chiusura, chiediamo come cambierebbe il territorio qui del Bassanese, della Pedemontana, con l'apertura del Tribunale. Naturalmente i numeri li conosciamo, abbiamo anche adesso rafforzato il territorio con la Pedemontana, l'ospedale Pedemontana. È una zona florida di industrie e di problematiche da risolvere grazie a un tribunale. Naturalmente a questo punto mi verrebbe da dire che sia il caso di ritornare a parlare di provincia di Bassano, perché a questo punto, se diamo fastidio, non ci resta che eventualmente a parlare di qualcos'altro. E allora, con questo interrogativo, questa nuova battaglia lanciata dal sindaco di Cartigliano, per il momento è tutto, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molte ad Alex Giuliano. Quindi Vicenza e Bassano si guardano in cagnesco, sono due splendide città molto diverse nello stesso corridoio, ma chi conosce bassanesi e vicentini sa quali sono le loro peculiarità e le grandi differenze. Tra l'altro oggi il Ministro della Giustizia Nordio sarà a Treviso al Museo di Santa Caterina alle 17:30 per presentare il nuovo libro di Luca Zaia, quindi ne approfitteremo per vedere se ci
se potrà dare delle novità sul Tribunale della Pedemontana. E su questa mancata riapertura ovviamente si sono fatte sentire anche le opposizioni a Bassano e Grappa. Sentiamo. Il Consiglio Comunale di Vicenza, anziché farsi portavoce delle istanze del territorio, ha ascoltato le sirene delle lobbies, rinchiudendo Vicenza nel suo orticello e disattendendo il suo ruolo di città leader della provincia. Dure le parole del segretario del PD bassanese Luigi Tasca dopo la seduta consiliare a Vicenza, con all'ordine del giorno la mozione relativa alla riapertura del Tribunale della Pedemontana, dopo che gli avvocati del capoluogo berico si sono messi totalmente di traverso contro la sua riattivazione. Sarebbe una gravissima perdita per il nostro territorio, dichiara il consigliere di opposizione Riccardo Poletto, che punta il dito contro le lungaggini dei tempi in merito alla partenza dell'iter per la riapertura del Palazzo di Giustizia di Via Marinali. Siamo assolutamente fermi, avevamo chiesto entro 6 mesi un atto del governo forte, un provvedimento legislativo che desse inizio a un percorso di istituzione di questo nuovo tribunale. Noi abbiamo visto solo passare le politiche, abbiamo visto promesse, abbiamo sentito dire si farà ma vedremo, però ad oggi non c'è nulla di concreto, un atto giuridico che ci possa far sperare che sorga questo nuovo tribunale. Bisogna anche sgonfiare una presunta contrapposizione con Vicenza. Non è vero che l'istituzione del Tribunale di Bassano, della Pedemontana Veneta a Bassano, porterebbe via magistrati o funzionari cancellieri a Vicenza. Porterebbe via una quantità di lavoro, questo sì, quindi snellirebbe il carico di lavoro del Tribunale di Vicenza. Non possiamo noi, per stare attenti a non pestare i piedi a qualche avvocato di Vicenza, rinunciare a un servizio che serve a tutti i cittadini e a tutte le imprese. Un consiglio comunale che vale fin lì perché, precisa il Dem Tasca, il destino del tribunale è nelle mani del ministro Nordio e nella legge di bilancio il finanziamento dell'istituzione del Tribunale della Pedemontana a oggi non c'è. Lo attendiamo. Roma è avvisata. Servizio di Vanessa Banzatto, restiamo nell'Alto Vicentino perché nevica da stanotte, nevica molto e quindi campagne e strade sono imbiancate. Sentiamo Monica Smidel. Asiago si presenta così oggi, un paesaggio da fiaba con la neve che cade copiosa da stanotte sull'intero altopiano. Il soffice manto bianco è una manna per gli operatori del settore turistico in vista dell'avvio della stagione invernale e soprattutto del ponte dell'8 dicembre. Ecco l'area sci di Campomulo, uno dei centri per lo sci nordico più grandi d'Europa. Imbiancato anche Gallio, con la neve che nella notte ha ricoperto il paese. Nevica pure sul massiccio del Grappa e fino a bassa quota. Sta nevicando, qui siamo in località Costalunga sul massiccio del Grappa, a quota 800 metri ed è da circa questa mattina alle 5 quando è iniziato a nevicare ed ora la situazione è esattamente questa qui. Vedete, sono circa 4-5 cm di neve a terra. Ma vediamo la situazione delle strade. Questa è la statale Valsugana alle 11 di questa mattina. Nessun disagio alla viabilità con la strada pulita e il traffico scorrevole. Qualche problema invece sull'altopiano con un mezzo pesante che ha perso le catene finendo di traverso sulla carreggiata. Sul fronte adesso delle previsioni meteo, che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore? Godiamoci queste ultime ore di spettacolo perché appunto dal pomeriggio il libeccio inizierà a soffiare forte, lo zero termico si innalzerà velocissimamente a quote molto elevate e quindi la pioggia prenderà il sopravvento sulla neve. Pensate che se questa mattina riusciva a nevicare fino a 500-600 metri, entro domattina pioverà fino a 2200-2300 metri sul versante sud delle Prealpi. Quindi pioverà anche a Cima Grappa con temperature positive e purtroppo la maggior parte di tutto questo se ne andrà. Rivedremo di nuovo il paesaggio marrone. Poi da sabato affluirà di nuovo aria fredda, quindi avremo sempre maltempo con quota neve però in repentino abbassamento, fino ad imbiancare di nuovo molto probabilmente le zone fin verso i 800.000 metri. E già da questo weekend saranno aperti molti impianti per lo sci nelle tante località turistiche. Adesso torniamo a Quarto d'Altino per le notizie che arrivano
sull'Electrolux, su possibili tagli. Vedo insieme a Edi Kaliman Bruno Gostenbreda. A te, Edi. Direttore, esatto, passiamo dal freddo al caldo di questa sala convegni, tanti temi sul tavolo, un ordine del giorno che fanno sapere, fa tremare i polsi. Lo chiediamo e chiediamo il perché ad Agustin Breda. Perché in questo incontro, che vede la presenza delle segreterie nazionali sindacali, delle rappresentanze dei lavoratori dei vari stabilimenti e della direzione di gruppo, l'Electrolux sta presentando il recupero cosiddetto dei costi, che si tradurrà in tagli occupazionali, i famosi 3.000 esuberi, che a tutt'oggi Electrolux ha detto che non ha ancora il dettaglio né per l'Italia e quindi di conseguenza neanche per i singoli stabilimenti. La situazione ovviamente presentata da Electrolux è una situazione di mercato in grosse difficoltà. Siamo passati da circa 100 milioni di elettrodomestici venduti di tutti i marchi in Europa intorno agli 80 in questo momento. Electrolux ha seguito questo andamento declinante e ne consegue una difficoltà di mercato e di redditività, e per questo intende appunto individuare i costi, come recuperare attraverso delle iniziative i loro costi. Ovviamente questo aspetto cozza con i bisogni anche dei lavoratori, perché oggi noi abbiamo una situazione di difficoltà retributiva complessiva tra i lavoratori del settore elettrodomestico, ma riguarda tutta Italia, e quindi il bisogno da un lato di recuperare potere d'acquisto e l'impresa dall'altro che ti dice che avrebbe bisogno inverso. E da qui la difficoltà, il polsi, che è una situazione da far tremare i polsi per come andrà affrontata. Ovviamente come sindacato tuteleremo, così come ha fatto in passato nel 2013-14 quando c'è stata la precedente crisi, tuteleremo in tutti i modi reddito e condizioni dei lavoratori, di prestazione di lavoro dei lavoratori. Taglio del personale quindi al centro del dibattito, mi sembra di capire. Quali sono i timori del sindacato? I timori che si pensi che il recupero sia possibile solo attraverso appunto la riduzione degli organici. Affronteremo come abbiamo sempre fatto, vedremo poi come si presenterà. Siamo in una fase adesso di presentazione del quadro, l'Electrolux non è entrata nel dettaglio, e non entrando nel dettaglio c'è anche la difficoltà poi di individuare le soluzioni. Per ora è così. Dunque nel primo pomeriggio la conclusione di questo incontro, io le chiedo invece il punto dell'attuale situazione dell'Electrolux di Susegana. Allora, a Susegana noi siamo in una situazione di questo tipo. La cassa integrazione per fortuna nello stabilimento è stata di molto ridotta rispetto a quanto avevano previsto a settembre, che dovevano essere 20 giornate, alla fine ne faremo 5 o 6, da qui a fine anno non ce ne sono più. I volumi, quindi la quantità di frigoriferi prodotti è leggermente aumentata, e per il prossimo anno è prevista una leggerissima crescita, ma lontanissimi 605.000 previsti per il prossimo anno, lontani dalle previsioni che erano state fatte non più tardi di marzo del 2023 di 750.000 frigoriferi. Dentro in questi iato c'è stato tutti i problemi da affrontare. C'era anche lei in piazza Università venerdì scorso a Treviso per manifestare con i sindacati. Electrolux che ha visto un'adesione allo sciopero importante. Sì, è stata un'adesione addirittura sorprendente anche per noi operai che lavoriamo lì, perché è stata praticamente totale, non si è prodotto nulla, i lavoratori hanno aderito, e questo è un segno delle difficoltà che i lavoratori stanno attraversando, e la forma di protesta serve a segnalare, come ho già detto, che le retribuzioni, le condizioni, le possibilità di andare in pensionamento sono tutti aspetti che stanno a cuore ai lavoratori e soprattutto cominciano a essere un problema sociale serio. Direttore, da Quarto d'Altino, se non hai domande ti restituirei la linea. Grazie molte di Kaliman e Bruno Gostenbreda. Andiamo in pubblicità e torniamo subito tra un paio di minuti. I registi Renato Cappoi e Andrea Basso in questa edizione del Focus TG insieme a Nadia Brazzo. Torniamo a tragedie, a delitti, a femminicidi che sono
spesso messi in atto da persone squilibrate. E non a caso ci sono, dicono molti politici, pochi fondi per la sanità mentale in Veneto, non ci sono investimenti adeguati. La Regione, soprattutto dice Anna Maria Bigon del Partito Democratico in Consiglio regionale, è terzultima in Italia per finanziamenti. Forze politiche e associazioni chiedono più attenzione alla maggioranza in Consiglio regionale. Sentiamo Filippo Fois. La Regione ha dato 7 milioni in più quest'anno grazie anche alle nostre battaglie, va benissimo ma non è sufficiente, dobbiamo lavorare ancora di più per cercare di aumentare quello che adesso è un fondo insufficiente a favore della salute mentale. 7 milioni di euro in più è un segnale positivo ma ancora insufficiente rispetto ai bisogni della sanità mentale in Veneto. Poco prima Anna Maria Bigon aveva partecipato assieme ad altri consiglieri di opposizione al presidio organizzato davanti a Palazzo Ferrofini da Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, Associazione Italiana Tutela Mentale e Comitato a Sostegno della Salute Mentale. La Regione deve investire molto di più per quanto riguarda la salute mentale e soprattutto il ricovero in reparti per adulti dei ragazzini under 18 deve terminare. Questo non è più accettabile né possibile. Secondo le 3 associazioni, il Veneto è la terzultima regione italiana di spesa pro capite per la salute mentale, cui è assegnato solo il 2,34% del fondo sanitario regionale, nonostante 2 deliberazioni di giunta regionale nel 2000 e nel 2010 prevedano il 5%. Per raggiungere questa percentuale occorrerebbero quasi 254 milioni di euro. Abbiamo chiesto l'applicazione delle schede regionali, quindi l'istituzione e l'attivazione di tutti i letti, i posto letto nei servizi pubblici di neuropsichiatria infantile e questo è un primo dettaglio. L'altro è la presa in carico appunto dei primi esordi e quindi cercare di rimettere in società pienamente le persone senza fare in modo che la malattia si cronicizzi. È un sempre maggior numero di giovani al centro di incidenti, risse e reati vari di cui sono appunto protagonisti. Andiamo a Trieste dove c'è la nostra Tele4 perché c'è stata una rissa in centro, proprio nel centro della città, tra minori stranieri non accompagnati. Sentiamo. Quanto accaduto ieri sera attorno alle 21:30 in piazza Carlo Alberto presenta tutti i contorni di un vero e proprio assalto. La maxi rissa con coltelli, spranghe, bastoni, financo una pistola, poi risultata un'arma a giocattolo, ha coinvolto numerosi ragazzi minorenni di origine afghana e pakistana. Mazze e taglierini sono stati rinvenuti durante le perquisizioni effettuate dalla polizia subito dopo il fattaccio, che sembra aver portato un clima simile a quello che si respira in piazza Libertà in uno dei salotti buoni della città. Tutto ruota, secondo le testimonianze, attorno alla struttura di accoglienza minori, all'interno della quale sarebbe uscita la pistola a giocattolo impugnata da uno dei ragazzi coinvolti. 2 di essi sono rimasti feriti, uno colpito al torace, l'altro all'addome e al braccio, in maniera comunque non grave. Dopo le prime indagini, la polizia ha chiuso il tratto di strada compreso fra piazza Carlo Alberto e via Tagliapietra. Ora la squadra mobile sta svolgendo gli accertamenti giudiziari finalizzati all'individuazione dei responsabili. Un taglierino è stato sequestrato, si è proceduto con le identificazioni e le perquisizioni. Al momento non vi è stato alcun arresto. Sentiamo le reazioni di alcuni dei triestini che abbiamo intervistato, che noi andiamo sempre a sentirli. Sentiamo il servizio della nostra redazione. Qual è la percezione della sicurezza dei triestini che vivono attorno a piazza Carlo Alberto? Difficile rispondere ad una domanda che sorge immediata dopo quanto accaduto ieri sera, anche perché, chiedendolo alle persone che abbiamo incontrato questa mattina, le risposte sembrano riferirsi a 2 zone differenti. È una zona tranquilla. Okay. Sono qui da 22 anni, tipo, quindi bene. Siamo preoccupati perché anche qui vengono fuori, si corrono dietro, non si comportano bene. C'è chi non pare preoccuparsi, c'è chi un minimo di preoccupazione l'avverte. Ma tranquilla, sempre stata tranquilla, fino adesso, è la prima volta che è successo una roba simile. Qua si poteva andare anche di sera fuori perché sono tutti che portano fuori i cani. È sempre stata una via tranquilla, tutto quanto, da un bel po' vediamo che ci sono dei ragazzi un po' problematici.
E quindi anche mio figlio che veniva a giocare qui quest'estate comunque me lo mandavano via. Io sono da 3 anni qui a Trieste, ma non ho mai sentito qualcosa di specialmente qui in questo quartiere sì, è tranquillo. Diciamo che la preoccupazione è alta in questo momento e sarebbe bello che questi ragazzi fossero in qualche maniera controllati di più. Io abito magari più su, via De Amicis, comunque è abbastanza tranquillo. Per il momento, dopo lo so, può succedere sempre che vieni fuori un poco del baccano. C'è ancora un paio di questioni sollevate dai cittadini. La prima riguarda il giardino della piazza, l'altra la percezione generale di sicurezza in città. Piuttosto mi preoccupa l'abbandono di questo giardino. È una cosa intollerabile. Le luci che non funzionano, questa pergola che è abbandonata da 6 anni, roba del genere, cioè mi dispiace tantissimo perché questo era un bel giardino. In generale, diciamo, la mia sensazione è che in certe ore della sera a Trieste è diventato più difficile muoversi, specie la zona della stazione e dintorni. E io vivo qua dal 2007, quindi in 16 anni ho visto un po' di cambiamento. Quindi sì, la mia sensazione è che le cose siano cambiate, al di là poi delle singole realtà di quartiere, però c'è proprio sensazione di minore sicurezza, soprattutto magari per noi donne. Insomma, si dice in questi casi mal comune mezzo gaudio, ma qui nessuno che possa in qualche modo apprezzare il fatto che il degrado, la violenza sono sia in Friuli Venezia Giulia che in Veneto e in altre regioni del nostro paese. E infatti vediamo addirittura i bulli che entrano in azione per rubare le scarpe firmate a un loro coetanei con i carabinieri che hanno denunciato 3 minorenni per rapina in concorso, e qui siamo a Rubano nel Padovano. A incastrare la baby gang sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza nei pressi del centro commerciale di Rubano, analizzate dai carabinieri che hanno ricevuto la denuncia di un giovane assalito alla fermata dell'autobus da un gruppo di 3 ragazzi con il volto coperto dal passamontagna per farsi consegnare le scarpe sportive che indossava del valore di circa 400 euro. I fatti risalgono allo scorso 4 novembre, un sabato pomeriggio. Il giovane sconvolto e spaventato non aveva esitato un attimo a chiamare il 112. Grazie alle indagini i carabinieri sono risaliti agli autori. Si tratta di 3 minorenni rintracciati nei pressi del centro commerciale. I 3 dovranno rispondere alla Procura dei minori di Venezia di rapina in concorso e uno di essi anche di minaccia a pubblico ufficiale. Giovani ladri ma anche tanti vandali in circolazione, vediamo cosa hanno fatto a Marostica. Dispiacere, questo è il sentimento che serpeggia a Marostica e che il sindaco Matteo Mozzo ha esternato in un post per condannare una serie di atti vandalici in città che hanno preso di mira il Natale. Dispiace ed è triste constatare, questa mattina sono stato avvisato dalla Presidente di Commercianti dell'ennesimo episodio, per 4 sere di fila sono stati rovinati e spostati i pini e i piccoli boschetti che abbiamo creato, o meglio che hanno creato i volontari di Promarostica insieme all'associazione Confcommercio nelle aree concordate durante le riunioni con l'associazione Confcommercio per abbellire la nostra città. Chiederei un esame di coscienza alle persone, alla persona che continua a farlo, gli do tempo per venire a chiedere scusa, altrimenti passeremo per le vie legali. Ma non è tutto, perché oltre ai danneggiamenti si segnalano anche dei furti. Come purtroppo sta succedendo anche un'alta mancanza di rispetto verso questi volontari, il fatto che spariscano degli alberi, quindi dei pinetti. In questo momento abbiamo delle difficoltà nel completare gli addobbi per il Natale che si avvicina, proprio perché ce ne hanno portati via. Andiamo a Venezia perché Federalberghi si prepara a festeggiare i 50 anni con una serata a cui presenzierà anche il ministro Tajani, mi pare che sia domani sera. Molte le questioni sul piatto e sul ticket d'ingresso il presidente Schiavon si dice favorevole. Sentiamo.
Approfitteremo della presenza del Ministro per rimarcare alcuni temi che sono a noi cari come categoria, in particolare ovviamente quelli legati agli investimenti che saremo tenuti a fare da qui al prossimo futuro, e quindi quello che riguarderà i fondi ovviamente europei e il PNRR, ma anche un tema cruciale, importante, strategico per valorizzare questi investimenti, che sarà il tema del capitale umano. Federalberghi Veneto festeggia i suoi 50 anni con una serata di gala venerdì a Villa Foscarini Rossi di Stra, alla presenza anche del Ministro Tajani, cui saranno appunto sottoposte alcune tematiche importanti. La ripresa c'è stata, ma per il 2024 bisognerà prestare attenzione ai prezzi. L'aumento di prezzi era fisiologico, perché l'aumento delle materie prime lo riscontriamo oggi nella quotidianità, solo quando andiamo a fare il carrello della spesa, piuttosto che fare benzina e distributori. Era inevitabile che anche le strutture ricettive sono state costrette a aumentare le loro tariffe. Sono anche consapevoli però che stiamo affrontando un momento difficile, che è quello dell'inflazione sostanzialmente, che attanaglia non solo gli italiani, ma attenzione anche mercati importanti per la nostra regione, tipo quello tedesco, e che quindi dovrà essere contenuto al massimo questo aumento di prezzi da qui al prossimo futuro, ma assolutamente inderogabile il mantenimento, o se possibile anche elevare, il livello qualitativo dei servizi che andiamo a erogare. E a proposito di 2024, Venezia si prepara alla sperimentazione del ticket d'ingresso che Federalberghi non disapprova. Non siamo contrari a questo tipo di sperimentazione, siamo consapevoli che Venezia è un patrimonio artistico mondiale che vada preservato, e che se vogliamo andare in una direzione di innalzamento anche del livello qualitativo dei servizi che la città può erogare, esiste un limite oltre il quale non si può eccedere. Servizio di Ilaria Marchiori, mi correggo, la cena di gala è stasera a Villa Foscarini Rossi a Stra, la presenza anche del Ministro degli Esteri Antonio Tajani. A Vicenza, Confimi Industria Veneto ha riunito tutte le attività territoriali in un grande tavolo economico, Veneto ed Europa, un futuro da costruire insieme. È un appuntamento dedicato agli imprenditori e al confronto sui temi di attualità. Sentiamo Sharon Di Carlo. Vicenza, palcoscenico dell'imprenditoria regionale, Vicenza, capitale del futuro imprenditoriale europeo. Abbiamo organizzato un tavolo economico con degli illustrissimi ospiti, anche internazionali, per parlare del rapporto tra il Veneto e l'Europa, un rapporto che funziona a tratti, attraverso il quale noi vogliamo dare anche delle soluzioni come imprenditori della media e piccola impresa. Un grande appuntamento, quello di Confimi Industria Veneto, dedicato agli imprenditori, che ha visto riunire in un importante tavolo di confronto tutte le realtà territoriali con l'obiettivo di guardare al futuro attraverso le sfide del presente. A livello europeo non esiste un concetto unico di impresa femminile che vale per tutti gli Stati membri, come può essere il concetto di PMI, e quindi cosa succede? Che tutte le risorse che l'Unione Europea stanzia a favore dell'imprenditoria femminile verranno allocate dagli singoli Stati alle imprese che ogni Stato considera tale. Per esempio in Italia abbiamo la legge 215 del 92 che ha parametri molto restrittivi, e quindi questo non consente a molte donne che fanno impresa di arrivare a questi fondi e a questi sgravi. Veneto ed Europa, un rapporto che funziona a tratti anche per l'imprenditoria femminile, presentato quindi un importante progetto. Io penso che la crisi industriale, la crisi economica in atto abbia anche delle chiare cause monetarie. L'euro nasce da un accordo con i tedeschi e doveva essere il nuovo marco europeo. Non è stato così. Non è stato così, si è deciso di adottare una politica espansiva e quindi abbiamo tenuto tassi di interesse artificiosamente bassi. Questo ha creato inflazione. L'inflazione naturalmente può solo danneggiare l'economia. Tra i tanti temi discussi al grande tavolo economico, la crisi industriale, l'inflazione e la politica monetaria europea. Cosa faremo domani con l'integrazione europea e cosa l'Italia e la Germania, il Veneto e la Westfalia possono fare insieme. Un incontro che vuole guardare al futuro puntando alla sinergia. E sull'Europa, il ruolo dell'Europa in rapporto alle imprese è molto critico. È stato ieri il giudizio di Mario Draghi, l'ex presidente del Consiglio, ma sentiamo altri imprenditori, le loro voci raccolte da Sharon Di Carlo. Il fatto di trovarsi insieme tra imprenditori, conoscersi, parlarci
è stata l'occasione di fare anche delle proposte concrete a chi dovrebbe ascoltare, la politica e le istituzioni. Questa è una regione trainante, come ho detto prima, sicuramente ha bisogno di innovazione. Questa regione e soprattutto uno dei problemi del prossimo futuro è la reperibilità di personale a cui noi stiamo cercando di dare una risposta a tutte le nostre aziende. Le sfide per il futuro sono principalmente indirizzate alla salvaguardia, come abbiamo visto, della nostra manifattura, che è una manifattura piccola e media di carattere fortemente familiare. In questi anni è riuscita a mantenersi competitiva tra le mille difficoltà che abbiamo visto, all'interno anche adesso di un'Europa che ha la necessità però di doversi dare delle regole un pochino più omogenee. Le grandi sfide per gli imprenditori in questo momento sono quelle di affrontare innanzitutto un rinnovamento dei rapporti con le istituzioni e con la pubblica amministrazione, che vuol dire anche abbattere i muri della burocrazia che continuano a vessare in molti casi le aziende, poi liberarle ovviamente dai legacci del fisco e anche poi aiutare le aziende a progettare. Le sfide del futuro sono quelle che ci hanno sempre messo alla prova da tanti anni e noi la sfida personalmente ce l'ho da quando lavoro, perché viviamo sempre in un mondo di crisi qui in Italia, però questo è quello che non ci spaventa, il nostro obiettivo è sempre quello di fare meglio, siamo ottimisti, altrimenti non faremo questo lavoro. È proprio così, bisogna essere ottimisti e molto coraggiosi per fare gli imprenditori di questi tempi. Andiamo in pubblicità, breve stacco, torniamo subito. Torniamo in altopiano perché è stato inaugurato un importante parcheggio ad Asiago. Sentiamo. Ora è ufficiale, con il taglio del nastro l'amministrazione comunale di Asiago inaugura a pochi mesi dall'apertura al pubblico il parcheggio sotterraneo Mille Pini, un'importante strategica opera per tutto il territorio. Oggi possiamo finalmente dire che Asiago è una città più moderna perché dispone di un parcheggio sotterraneo che può creare nuova capacità di parcheggio e minore presenza di veicoli nel centro storico. Un'opera che ha riqualificato una delle zone più importanti del centro storico, proprio lì a pochi passi dall'antica stazione dei treni e dallo stadio del Ghiaccio. 170 nuovi posti auto pensati con l'obiettivo di decongestionare la viabilità cittadina. È un'opera che porterà sicuramente ad una situazione di miglioramento del traffico veicolare, rendendo possibile una maggiore pedonalizzazione. Un parcheggio multipiano sotterraneo, quello di Via Trento e Trieste, atteso da tutta la comunità da diversi anni. Bisogna avere dei svantaggi o comunque dei disagi per arrivare al termine. Quindi c'è stato un disagio per qualche anno, ma adesso possiamo veramente gustarci il frutto di questo sacrificio, di questo immenso lavoro. E grazie ad una mostra nel Museo della Grande Guerra di Canove di Roana rivive la Vacca Mora, il trenino dell'altopiano. Una fiaba, un bosco di fiaba, perché quando arrivava dal Bosco Nero sembrava come un vecchio stanco con la barba bianca, dal passo lento però sicuro. Una fiaba che viene dal passato. Un vecchio vestito di nero con la barba bianca che sale sulla spalla dell'altopiano portando il suo carico di vita, speranze, merci. È la Vacca Mora, lo storico trenino che saliva da Piovene Rocchette fino ad Asiago e dal 1910 al 1958 ha rappresentato un fondamentale collegamento fra la montagna e la pianura. Oggi la Vacca Mora torna in vita nell'ala delle mostre temporanee del Museo della Grande Guerra di Canove di Roana, grazie a un'esposizione che ne ripercorre storia, curiosità e fascino. La Vacca Mora, il trenino, affettuosamente chiamato qui dai nostri della montagna, ha scandito le ore, i giorni e gli anni dei nostri nonni. Da mezzo di trasporto a locomotiva di guerra nel Carnaio del 15-18 fino al suggestivo accompagnamento dei turisti nella rinascita dell'altopiano. La Vacca Mora fa parte della storia di questo territorio. Tempi bui sono stati anche l'immigrazione dei nostri avi, dei nostri cittadini che sono partiti per posti lontani in cerca di fortuna e poi non sono più tornati. Però ci sono stati anche dei tempi felici con la rinascita
diciamo, del commercio, del legname e anche in genere altri tipi di commercio, e anche con l'avvento di nuovi turisti che venivano sull'altipiano per assaporare l'aria buona e anche i primi sport invernali. Chi l'ha vista in azione non la dimenticherà mai, chi non ha fatto in tempo a vederla l'ha sentita raccontare in 1000 storie. Per tutti gli altri c'è la possibilità di conoscerla fino a febbraio. Diciamo che questo treno resta ancora adesso nei nostri cuori, perché anche una persona qualunque, anche un villeggiante che passeggia attraverso la vecchia ferrovia, dove adesso c'è una ciclabile bellissima, magari con la mente riesce ancora a immaginare il treno che arriva. Vice Ferdinando Garavello, e c'è il Festival della Canzone Veneziana, che celebra la tradizione di musica popolare di questa splendida e antica città. Parte dei proventi sarà devoluto ai giovani disabili. Sentiamo Filippo Fois. È una parentesi, un tassello che io credo oggi si sia un po' troppo rilassato, che dobbiamo recuperare perché la canzone veneziana possa continuare, quindi con lo sguardo al futuro e quindi anche all'aggiornamento, pur rigorosamente legato alla radice della venezianità. È impossibile risalire alla nascita della canzone, qualcosa che è da sempre parte importante della storia dell'uomo, anche a Venezia. E dare continuità alla tradizione e al futuro della canzone veneziana è lo scopo della seconda edizione del festival, che la celebrerà il 10 dicembre al Malibran. È il racconto di tutte le persone che ogni giorno fanno grande la nostra città, Venezia, da chi alza la serranda la mattina presto, a chi si dedica attraverso la sua associazione sportiva a far crescere i ragazzi, a chi si dedica alla manualità, quindi con gli artigiani, quindi è cultura, è tradizioni, è storia, è recupero delle nostre radici. Parte dei proventi del festival sarà devoluto all'Associazione Famiglie e Abilità per lo sviluppo di progetti rivolti a giovani con disabilità. Festival anche quest'anno con un sacco di contenuti, un sacco di cose belle da vedere. Non sarà sicuramente un festival noioso, è una festa per tutte le persone, dai piccoli ai grandi. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus, buona giornata.